a sedere e il bancone è bello grande, con anche vetrine per quelli che potrebbero essere i tramezzini, i panini, ed è già pronto all'uso. L'ingresso principale, proprio che dà sulla strada e sul parcheggio, e tutto lo spazio per mangiare, berti uno spritz con gli amici e passare serate in compagnia. Altra cosa molto importante è che c'è la possibilità di avere un appartamento al piano superiore e quel negozio lì fuori, che potrebbe essere associato ad esempio a una vineria, perché no? Quello che sicuramente non può mancare a un locale così aperto al pubblico, oltre al bagno e c'è anche quello privato, è la cucina. La cucina anche perché amplia quelle che sono le possibilità di dare un servizio anche al pranzo, oltre all'attività serale. Quindi per pranzi veloci abbiamo già una cucina pronta ed efficiente, con elettrodomestici, molti piani di appoggio e quello che serve appunto alla preparazione dei pasti. Immaginavo, ma ho appena controllato, bar con cucina, appartamento di sopra e negozio, il tutto fronte strada, è un'occasione unica in zona. Io torno a fare il caffè.